scendi dalle stelle, ore del cielo, e vieni in una grotta al freddo al cielo, e vieni in una grotta al freddo al cielo. Già che ti fece amor, oh, povero ancora, già che ti fece amor, povero ancora. Scendi dalle stelle, ore del cielo, e vieni in una grotta al freddo al cielo, e vieni in una grotta al freddo al cielo. Auguri a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Mastro del cielo, pargo divino, mite, agnello, redemptor, tu che infatti da lungi sognare, tu che angeliche voci nunziare, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori. Pargo di vino, mite agnello.
Benvenuti amici a casa. E vabbè, abbiamo iniziato con due canzoni natalizie, anche perché se non le faccio in queste sere, e quando mai ve le posso riprovare? Posso farle a Ferragosto, ma sarebbe fuori contesto logico. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti a me, saluti ad Amedeo Grillo, che è lì pronto e tra un po' farà sentire la sua voce, ci darà la sua energia, la sua grinta. Ma prima voglio ricordarvi che nel secondo tempo giocheremo per un panettone da 1 chilo, buonissimo, della panetteria torinese Luserna, oppure il nostro super zainetto, lo zainetto ufficiale Rete 7, il buono da 50 euro in Rabezzana. Ragazzi, è così semplice, basta telefonare al 378 4080 506 e provare a giocare. C'è una domanda, se la domanda la indovinate avete la modalità di passare al secondo turno, dove ci sono 6 buste, 3 vincenti, 3 perdenti, ma ormai lo sapete già. A proposito di vincenti, andiamo a conoscere il nostro amico Enrico da Collegno, che ha avuto la fortuna e la bravura di vincere un premio. È andato a ritirarlo a Rete 7 e noi, come succede sovente, e questo ci gasa davvero tanto, abbiamo fatto un'intervista. Quindi Paolo in regia, buon lavoro e vai con l'intervista. Buonasera a tutti, mi chiamo Enrico, sono felice qua di essere su Rete 7 e ho vinto casualmente, grazie a chi dico io, al mio omonimo, al mio amico Enrico Peiretti, un panettone il 2 dicembre. E volevo solamente dire che seguo Casa Peiretti da più di 6 anni e sono felicissimo di averlo conosciuto di persona, anche come conoscerò di persona altri ragazzi della troupe di Rete 7. E poi qua Enrico, mio caro amico Enrico, c'è un regalo tutto per te, penso che ti piacerà ed è una bella cosa per te. Un'altra cosa, caro Enrico, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Enrico, happy birthday to you. Grazie Enrico, grazie mille. E guardate un po' cosa c'era all'interno di questo regalo. C'era una penna con la quale firmerò tanti autografi, spero, firmerò tanti contratti pubblicitari, spero, e poi è una penna della Juve. Io so che il nostro amico Enrico è proprio granata nel sangue, e quindi io lo immagino entrare in un negozio e comprare per me una penna della Juve. So che ti è costato tanto questo gesto, quindi grazie. Chissà cosa ne pensa il nostro Amedeo Grillo. Ciao Amedeo, buonasera. Tu avresti ciao a tutti, da napoletano, proprio napoletano, quello doc, saresti mai entrato a comprare una penna della Juventus? Per fare un regalo a un amico assolutamente, oh, anche sì, se è un grosso okay. sacrificio, come si fa? È un grosso sacrificio. Ma in cuore, ma si fa. Che poi mi ricordo le penne, io andavo a scuola e quante volte ho usato una penna. E pensa, prossimo brano parla proprio di questo. Classe seconda B. Siete pronti a cantare con noi? Sono le 20:15. Ricordo il numero di telefono, che è il 348 80 40 254. So che stanno arrivando diverse telefonate, ma giocheremo nel secondo tempo, quindi fra 10-15 minuti. Alla voce Amedeo Grillo con eccole lì. Qua ragazzi abbiamo il nostro Paolo in regia, proprio ha messo non due qualsiasi. È preparato Paolo, dai. Però mi è piaciuto, dai. Vai. Risa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Eppure quasi fino a ieri mi chiamavi amore tu.
visto una donna di nome Lisa dagli occhi blu? No. Io sì. Cerco negli occhi tuoi la tenerezza che tu non hai. Eppure quasi fino a ieri mi chiamavi amore tu, ma nei tuoi pensieri oggi non ci sono più. Se contavi mi avrebbe detto che poi finiva qui. Piove in silenzio da noi, vorrei parlarti ma te ne vai. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Amore fatto di vento, il primo rimpianto sei stata qui. Insieme! La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Amore fatto di vento, il primo rimpianto sei stata. Amedeo Agrillo per voi. A proposito, sentivo una domanda da farti, ma hai già fatto l'albero, il presepe tu? Hai già fatto? Sì, già fatto Tutte e l'albero, due? esatto, Hai fatto, sì. hai fatto Lambo? Nel senso, tutte e due Magari hai forse. fatti? Hai fatti tutte e due. Amici a casa, avete fatto l'albero o il presepe? Bene, vogliamo le vostre fotografie, è il momento di alzare. Lo so che state mangiando, Piretti. No, che stress tutte le volte. Ok, adesso vi alzate, fate 2 passi per casa, raggiungete l'albero, raggiungete il presepe, fate una bella foto e ce la inviate al 348 80 40 254. Raccontiamo cosa è successo oggi, perché oggi ho vissuto qua in casa Peiretti, non nello studio ma esattamente qua fuori, una Sì. grande emozione, perché Sicuramente per me è stato molto importante, assolutamente. sono venuti dei nostri amici, dei nostri fans a ritirare un premio qui a Luserna San Giovanni. Sono entrati, abbiamo chiacchierato un po', c'ero solo io, gli ho consegnato il premio, gli ho fatto vedere lo studio, abbiamo chiacchierato un pochettino, poi io so che erano una coppia, so che lei è una fans di Amedeo e quindi ho preso il telefono e ho detto: Amedeo, cosa stai facendo? Niente, metti le scarpe, vieni a casa mia. E credo che abbiamo fatto un grande regalo, Michela. Sì, assolutamente. Salutiamo Ma anche a me Michela. sicuramente per il piacere di averli conosciuti, Certo. assolutamente, perché so che mi segue moltissimo, gli piace, quindi mi ha fatto molto piacere. Ecco la foto, ecco abbiamo anche già la la foto. Esatto, lì è la mia cucina, potete vedere la mia cucina, in mezzo c'è Amedeo e per di più gli ha regalato anche un tuo CD. Sì, Bravo, esatto, sì, bravo, quindi- bravo Amedeo. E quindi è stato un momento molto emozionante. Per me assolutamente, sì. Questo è il bene che mi ha dato affidato oggi Casa Peretti, assolutamente. Essere sono- conosciuto da tante persone, anche quando vai in giro spesso ti vedono ancora e dici: ma lei ha detto? No, assolutamente. Ciao Casaperetti, ciao Enrico, ci ha fatto piacere conoscerti come bella, brava persona e conoscere anche Amedeo, di cui sono fans. Abbiamo ascoltato entrambi i CD con canzoni molto belle, grazie di tutto, un saluto a te Amedeo, Questo- Michele e Gianni da Torino. Questo mi fa ancora più piacere. Queste Ascoltate sono, CD. queste sono le cose belle di fare questo lavoro, che è uno dei lavori Esatto. più difficili, ma ti danno tante soddisfazioni. E Michela, cosa c'è tra il mio gatto? È sempre lei che ha fatto la foto a Blasone. Sì, esatto. Per di più si era appena svegliato perché Blasone dorme fino alle 2 del pomeriggio. Loro sono arrivati che ora è 11:30 È 11:30, circa. sì, Quindi sì. l'ho preso dal letto, era così, cosa succede? Ho fatto, dobbiamo fare i fans. Allora si è messo su, però aveva ancora la faccia abbastanza addormentata. Però ti hanno richiesto un brano. Esatto, Che adesso- un bel pezzo, assolutamente, un brano davvero molto bello. Tu, sì, una cosa grande, Grande. dedicata a Michele Gianni. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, mi innamora così, guarda te.
perché quando ti guarda così sicuro tu senti morire, non mi dice e non mi fai capire ma perché. E dillo una volta sola, sì pure tu stai tremando. E dillo che mi vuoi bene com'io voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, a così grande. Dedicatissima a Michele Gianni. Alla voce per voi Amedeo Grillo. E adesso voglio sentire tutti a casa, ma proprio tutti, tutti! E dillo una volta sola, sicuro tu stai tremando. E dillo che va bene com'io voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, bene così, a così grande, a così grande, a così grande. Bravo il nostro Amedeo! Bellissima anche la base che L'arrangiamento. L'arrangiamento è bellissimo. L'arrangiamento. Paolo, ti ho scritto un messaggio, sì, l'hai letto e quindi posso procedere. Andiamo avanti con la musica. Ricordo che tra un po' giocheremo perché insomma è un po' che non lo cantiamo e questo mi dispiace. No, Andiamo a fare Pino Daniele? Ma va. Dai. Anche perché mi piace questo brano perché a un certo punto dice si chiama Enrico, ha studiato qualcosa, è un bravo ragazzo e ascolta i Pooh e quindi l'ha scritta per me, quindi va bene. Se dai. si chiama Enrico proprio no, comunque. Vabbè, ma Cioè, voi diciamo inventiamo anche qualcosa, non è che Assolutamente, possiamo ci sempre mancherebbe. stare. Oscar Raffone! Tu di Enrico durante la canzone, dai, ti sfido. Ok. Ogni scarafone è bella mamma soia, ho scoperto
Oggi è martedì. E domani c'è Valentina insieme a Roberto. Hoje carnaval, olha carnaval, è bella mamma Zoia, e se hai la pelle nera, amico guardati la schiena, io sono stato marocchino, me l'ha detto da bambino, e viva vivo Senegal. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Oggi è sabato, se non chiamo non do in gola. Oggi è sabato, oggi è un giorno speciale. Oggi è sabato, meno E come spesso succede, dietro di te la tua Napoli. magari così. Questo c'è di Quartieri spagnoli. Oscar Rafone, ogni Sarrafone, bella mamma Senti il suono che aveva Pino. Solo lui si riconosce sempre su 1000 canzoni, se ce n'è una con questo suono è la sua. E adesso noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo. Prepariamo le buste, prepariamo le domande, prepariamo la grafica, giochiamo con voi subito dopo la pubblicità. Eccola qua. Bentornati in questa seconda parte, sono le 20:33, il momento di giocare per lo zaino, per il panettone, per il buono Ravezzana. Le 6 buste sono pronte, Amedeo è pronto, le domande sono pronte, è già arrivata la prima telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Ciao Rico, sono Gigi da Chivasso. Ciao Gigi da Chivasso. Ciao Gigi, buonasera. Benvenuto in casa per i reti, benvenuto in Rete 7 ormai. Grazie. Tanti auguri per il tuo compleanno. Grazie. E guarda che a distanza di qualche giorno oggi è il mio. Auguri, allora ci Bellissimi, allora. facciamo gli Grazie. auguri da parte di tutta Casa Peretti, da parte di tutta Rete 7. Grazie, anche a te tantissimi. E adesso Gigi, giochiamo insieme per te la tua domanda. Vai Paolo, Vai. regista di questa sera. Se ti do il pelo tu che mi dai è una frase di che canzone? Mi vendo baratto più su, parliamo di Nato Zero. Se ti do il pelo tu che mi dai, dov'è questa canzone? Mi vendo in baratto Quello o che più tu- su? Vai. Mi vendo. No, in baratto, peccato. baratto, se ti do il pelo tu che mi dai. Grazie per aver giocato con No, noi. Va bene, dai. E ancora non importa, ci sentiamo in settimana. Ciao. Enrico. Tanti auguri. Augurissimi. Tanti Ciao. auguri, tanti auguri. Devo alzare un po' le telefonate, regia andava bene. Io lo sentivo un po' basso nel ritorno. Vediamo se la regia mi dice se andava bene, lascio così. Ok, lasciamo così. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, Ciao. che emozione. Sono Edoardo da Milano. Ciao Edoardo da Milano, addirittura da Milano. Milano. Che tempo fa Edoardo a Milano? Piove, qua c'è brutto. Anche a Luserna San Giovanni, Edoardo, anche a Luserna San Giovanni. Qua abbiamo già abbassato tutto il volume, siamo già pronti e carichi. Che emozione. Vuol dire che segui Casa Peiretti, mi fa piacere, quindi siamo pronti ad andare a leggere la tua domanda. Ok Edoardo? Vai, sono Vai. pronto. Per la Nannini i maschi sono disegnati sui pompon, sul comò o sui metrò? I maschi disegnati sui pompon, sul comò o sul metrò? Vai, Sui- Edoardo. Vai Edoardo? La C sui metro. Sì, Bravo, sì, bravo, sì, bravo, sì, bravo. E il meno è fatto. Il meno è fatto, Edoardo. Adesso devi solo scegliere. Adesso diamo spazio alla fortuna con la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la O la 6. sei. Vai Edoardo, provaci. La 4. La 4, vai. Qui. Vediamo. Oh, vediamo se... Beh, sarebbe bellissimo innanzitutto. Wow, sei goloso Edoardo? Sì. Sì? E allora hai vinto il panettone!
Vai! Bravissimo! Beh, un panettone che viene prodotto a Luserna San Giovanni, finisce a Milano, è una bellissima cosa. Per di più, è la città del panettone. Bravo Edoardo, grazie per aver giocato con noi. Grazie. Mi Ciao, raccomando, Enrico. Un aspetta, abbraccio. aspetta Edoardo, aspetta solo sì. un secondo, come mi scrive la regia, il milanese del panettone, sono contento. Mandami un messaggio al 348 80 40 254 col tuo numero e hai vinto il panettone. Ok Edoardo di Milano. Perfetto. Grazie. Ciao un Edoardo, abbraccio. grazie. Ciao. Ma che bello spedire un premio lontano così, lontanissimo. Che Mandiamo il panettone bello, noi, che dai. bello. Pronto, chi sei e da dove? Buonasera, buonasera a tutti, sono Maria da Torino. Finalmente sono riuscita. Raga, qua è così, il giochino, chiamano in tanti, bisogna trovare proprio il secondo esatto per riuscire a prendere la linea. Ciao Maria da Torino, buonasera a te. Sei pronta sei pronta a giocare con noi? Andiamo a leggere la tua domanda? Vediamo se sono capace, non capisco tanto niente di italiano. Ah vabbè, Buttiamo. di dove Buttiamoci. sei? Di dove? Aspetta regia, metti via la domanda ancora un attimo per favore, metti via la domanda. Vabbè. Io sono brasiliana. Di dove? Brasile. Proprio Brasile, anche Amedeo. No, scherziamo noi, scherziamo. Vabbè, Sì, da sì. quanto tempo sei in Italia, Maria? Quasi 30 anni. Infatti parli bene l'italiano, però l'accento ti è rimasto un po', vero? Sì, ti è rimasto. Sì. Ok, e adesso Grazie. siamo pronti per andare a leggere la tua domanda. Dai Maria, dai che sarei contento tu vincessi Vediamo. uno dei nostri premi. Il volo nella canzone Non sono una signora. Com'è questo volo? Impicchiata, a planare o in alto mare? La A, la B o la C? È un volo impicchiata, a planare o in alto mare? Provaci, vai! Di Gianna Nagni, no. In alto mare, butto, non lo so. È un volo a planare. Peccato. È a planare. Però sono contento che hai giocato con noi. Sono contento che hai preso la linea e ti invito di nuovo a provare domani. Grazie, Maria. buona serata. Anche a te. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. È un volo a planare. In alto mare, però sai. Ma perché le risposte le scrivo io, domande scrivo io, puoi anche le vedere. risposte sono un po' a tranello, ma solo ogni tanto. Andiamo a leggere la prossima, anzi andiamo a rispondere alla prossima telefonata. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono di nuovo Tino. Bravo, Ciao Medeo. Mi fa piacere. Parliamo stasera fammi una domanda facile, dai. Ma sono random. Le domande Sono già 5 volte che chiamo e non ne ho azzeccata una. Guarda, le domande sono già stabilite in ordine, in base alle telefonate che arrivano. Comunque, Vabbè. mio caro Che Tino, sia la volta buona, dai. che sia la volta buona, andiamo a leggere la tua domanda. La domanda per Tino è questa, vai. In vita spericolata a Roxy Bar si beve del whisky, del coca e rum o della tequila? Del whisky a Roxy Bar. Perfetto, dai, questa è andata. Vedi che, perché essendo le domande già stabilite prima, a volte trovi quella un po' più facile, a volte trovi un po' più difficile. È il gioco. Infatti 5 volte non ne ho azzeccata una, questa qua l'ho azzeccata. E pensa che l'hai azzeccata e non hai ancora vinto niente, perché devi scegliere vabbè. la 1, la 2, la 3, la 5, la 6. Vai Tino, vai. Aspetta che chiedo a Betta, va. Fai una riunione. Betta dice la 6. Betta dice la 6. Allora, nella 4 c'era il panettone e nella 6 non c'è niente, c'è la faccina triste, mi dispiace. Peccato. No. Ah, che sfortuna, che sfortuna. Dai, riprova Sarà per domani. la prossima, dai. Ciao Tino. Ciao. Ciao Tino, Ciao grazie. Enrico, ciao Medeo. Ciao Tina, grazie. Ciao. Ciao. Un abbraccio a tutti e tanti auguri a tutti i miei telespettatori. Ricordo che andremo ancora in onda domani, giovedì e prossima settimana, un paio di giorni. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, Beppe da Torino, finalmente, speriamo. Finalmente tu. Ciao Beppe da Torino. Bene. Che tempo fa Torino? Piove anche lì come Luserna, vero? Sì. Per forza, si piove. Non siamo poi così lontani. È vero. Tratta una
Cimice. Andiamo a leggere la domanda per Beppe. Va bene, da Torino. grazie. La domanda per Beppe da Torino è questa: in che anno nasceva a Genova il gruppo dei ricchi e poveri? 1967, 1970 o 1972? Nascevano Allora. i ricchi e poveri. Hai 5 secondi. 5, 3, 2, 1. Risposta? Anni 70. 1970? B. No, 1967. 67. Peccato, un saluto a tutti e due, anche a Amedeo. Grazie. Ringrazio, Enrico, ciao. prego. Grazie mille Ciao. per aver giocato. Prego, ciao, buonasera. Per Ciao, aver ciao. giocato insieme a noi. 1960. Anch'io però. Ma sono un po' vecchiotti, mi sembra che è giusto. È 67, vero, 70 sono poi 3 anni di differenza. Non è che andiamo a conoscere il prossimo concorrente che si chiama e da dove. Però devi abbassarmi il volume della TV, per cortesia, grazie. Andiamo a conoscere il prossimo. No, fermo. Devi abbassarmi gentilmente il volume della TV. Vediamo Sì, un po'. ciao. Oh, buonasera, ciao, chi sei e da dove? Ciao, sono Giovanni da Torino. Ciao Giovanni da Torino. Ciao Giovanni. Benvenuto a casa mia, benvenuto in casa Peretti. Adesso andiamo a leggere la tua domanda. La domanda per Giovanni da Torino è questa. Vai regia. Vince Amici nel 2009 Irama, Alessandra Amoroso o Marco Carta? Vai, provaci. Irama. Alessandra Amoroso. Bravo, Bravissimo, bravo, vai. bravo. Non era facilissima, complimenti. E adesso la 1, la 2, la 3 o la 5? La 3. La 3. Mi ripeti il tuo nome, per favore? Giovanni. Giovanni da Torino. Giovanni da Torino, Giovanni da Torino, Giovanni da Torino, sei pronto? Sei pronto? No, Giovanni, mi dispiace. Peccato. C'è la faccina triste questa sera. Grazie per aver giocato con noi, riprova da domani. Ciao, grazie Giovanni. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Abbiamo ancora delle domande? Sì, abbiamo ancora delle domande, quindi se arriva qualche telefonata possiamo andare a rispondere. Ricordo che possono anche vincere. sì, perché adesso cosa succede? Ci sono due premi che non so dove sono e una faccina triste. Quindi le possibilità sono tante. più alte. Pronto? Chi sei e da dove? Ma buonasera Enrico, sono Anna da Busca. Ciao Anna da Ciao, Busca. Ciao, finalmente ce l'ho fatta. Allora, se indovini la risposta, hai il 66% di possibilità di portarti a casa un premio, ok? Il 50% Speriamo. sullo zaino, il 50% sul buono Rabezzana, ma adesso la parte più difficile è andare a rispondere in modo corretto a questa domanda. In Gente di Mare, nei capelli si trova del sale, del gel o dello zucchero? Vai. Sale. Brava, Sale. subito. Molto bene, molto abbiamo bene. sale nei capelli. Brava. Vai, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5. I bimbi mi dicono 1. 1. Oh. Allora. Vediamo subito. Anche perché se c'è la faccina triste il gioco finisce qui stasera. No. Se invece c'è un premio possiamo continuare. Dai, speriamo, le probabilità sono abbastanza alte. Hai il 66% di vincere un premio, ma il 33% di non vincere niente. Mi dispiace, amica mia. No. Grazie per aver giocato. Vuoi fare dei saluti? Fai dei saluti, Sì. dai. Va bene, grazie. Saluto tutti voi e poi i nostri amici di Ceva e di Alba. Che salutiamo anche noi. Grazie Salutiamo davvero. Va bene, grazie. Ciao. Ti invito a rigiocare insieme a noi da domani. Sicuramente. Grazie mille. Ciao, Buona ciao, ciao. serata, auguri a tutti. Finisce qui il nostro giochino. 2 minuti e mezzo di pubblicità, poi torniamo in onda con tutti, ma proprio tutti i vostri SMS. Siete pronti? Quindi pubblicità. Bentornati in quest'ultima parte. Ricordo che domani sera qui con me Valentina Branca e Roberto alla chitarra. Secondo te, Amedeo, abbiamo solo più 2 premi, quindi c'era il buono Rabezzana oppure lo zaino? Secondo te nel 2 cosa c'è? Io penso che ci dovrebbe essere io penso lo zaino. Qua dici lo zaino, qua dici lo zaino, qua dici lo zaino. Hai indovinato, bravo Amedeo, lo zaino. E dall'altra parte abbiamo il buono Rabezzana. Ok, eccolo qua. E adesso, miei cari amici, andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti i messaggi arrivati fino a qui. Vai Paolo in regia, questa lunga carrellata
d'affetto. Ecco, ciao Casaperetti, ciao Enrico, ci ha fatto piacere incontrarti. È bello conoscere le persone che si dimostrano realmente simpatico e belle come le vedi in televisione. Belle, vabbè, io simpatico sì, proprio bello, vabbè. Un saluto a te Amedeo, anche lui una bella persona. E grazie Ciao, di tutto. grazie Michela. Michele e Gianni da Torino, Ciao, Gianni. ciao ragazzi, grazie. Ciao Enrico ed Alessia, tanti auguri da Cocciola. Come siamo cambiate. Come siamo cambiate. È un messaggio probabilmente arrivato ieri, anzi sicuro. Saluti da Collegno, buona serata. Che bello questo presepe, bellissimo. Bellino questo qua, Hanno la mangiatoia illuminata a raggi X. Bellissimo, bravi. Sempre super pimpante la tua trasmissione. Bravo Enrico. Dani d'Alessandria, grazie Dani. Grazie Dani, grazie. Che bello, ci sono tante foto di alberi, tante foto di presepi. Cena in vostra compagnia, Mary e Pino, bravi. Ciao ragazzi, buona serata. Buon appetito. Che se magna? Non riesco a capirlo. Buonasera a tutta Casaperetti ed Enrico, siete grandissime a tenerci compagnia dal tuo migliore amico Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea, grazie Andrea, grazie. Auguri da Silvia da Bibbiano. Wow, che belle tutte quelle lucine colorate, che bel presepe, grazie Silvia. Buonasera a tutte e tutti. Vorrei una di queste sere ascoltare Più su di Renato Zero. Grazie, un abbraccio da Giuseppe. Sì, sicuramente, dai. Molto volentieri, è un brano che ho fatto di recente, però sotto Natale. Siamo tutti più buoni qui. Te lo rifaccio giovedì dalle 20 alle 21. Buonasera Enrico, il mitico Amedeo è andato via il messaggio. Vi faccio tanti auguri. Paolino, mi lasci solo il messaggio, poi Franco da Torino. Wow, guarda che Grazie, Franco. Che bello il presepe di Franco, deve essere un'entrata. Quando la televisione era in bianco e nero, il mondo era a colori, mentre oggi la televisione è a colori, ma il mondo è in bianco e nero. Tranne quando c'è Casaperetti in televisione. Saluti Adriano da Bellissimo Macè. questo, dai, Molto bello. Questo è un gran bel messaggio e poi purtroppo è veritiero. Tra le Grazie altre cose. Adriano, grazie. Un bacione dalla Bianca Ceva, Daniele Luca. Quanto ne è venuta Ceva? Allora, dando un'occhiata al muretto, almeno 10-12 centimetri ci sono. Ciao Peretti, ottimo inizio natalizio. Alessio da Savigliano, grazie Alessio, grazie. Un brani che ho riarrangiato ieri, quindi ero un po'... Ecco il nostro albero, purtroppo con 3 gatti che stanno soli in casa. Il presepio crollava tutti i giorni, non l'abbiamo fatto. Giovanni e Silvia d'Alessandria, vi capisco? Io l'ultima volta che ho fatto il presepio ho trovato Blasone al posto del bambinello. Era lì seduto in mezzo, ci stava giusto nella... Mi guardava a dire, beh, non è per me, no. Ciao Enrico e Amedeo, un abbraccio da Pino e Mary da Scalenghe. Ciao ragazzi, grazie, buona serata. Di cuore, grazie. Buonasera Enrico, buonasera Amedeo, da Marco d'Intra vi mando la foto del mio albero di Natale da più di 30 anni e ci sono affezionato. Però in 30 anni non è cresciuto. Assolutamente. Non è cresciuto. Marco, in 30 anni. Sto scherzando, che bello, grazie. Buon inizio delle canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena, Grazie, ciao Elena. Grazie Elena. So che devo andare veloce perché la regia mi ha detto che ci sono tanti messaggi, tanti auguri, buone feste ragazzi, un abbraccio a Blasone. Isabella da Luserna. Ciao Isabella. Ciao Isa, grazie. Auguri anche a te, dai. Che bello alberello, poi c'è anche un gattino lì vicino. Ciao a tutti, auguri a tutti. Che bell'inizio di canzoni natalizie, lo dice Anna con Grazie, tanto di Anna. bravo. Grazie Anna. Albero di Natale piccolino ma carino. Saluti a tutti voi, Alessandra e Corrado. Bello, no? Ma piccolo, grande, non importa, è il simbolo che conta. Assolutamente. Ciao Amedeo, buona serata a te ed Enrico, bravissimi. Rosalia. Ciao Rosalia, un bacio, grazie anche a te. Ci ho messo un anno a imparare che non si dice Rosalia ma Rosalia. Però ho imparato, adesso sono bravissimo, dico sempre giusto, papà, sempre giusto. Ciao Enrico, quante volte che ho cantato quelle canzoni di Natale quando andavo a scuola elementare. Il maestro in quel periodo ce le faceva cantare, che gioia. E poi ci faceva scrivere la letterina di Natale. Che bei ricordi, Maurizio di Volvera. Ecco, su questo messaggio ci sarebbe da aprire davvero un dibattito, perché soprattutto nelle scuole stanno cercando di bypassare le nostre tradizioni, che sono il presepe, che sono l'albero, che sono le canzoni di Natale. Ecco, questo assolutamente, per quanto mi riguarda, non deve succedere.
ok? Quindi tutti i maestri all'ascolto, ascoltate il cuore, non ascoltate determinate altre cose, ascoltate il cuore, tornate quando eravate voi bambini e le magie che vi erano trasmesse dal presepe, dall'albero, ok? Non deve succedere. Scusami. Ciao Enrico, grazie per la bellissima atmosfera natalizia. Auguri a casa Peretti e ai Perettini. Grazie chiunque tu sia. Grazie, grazie. Ciao Enrico, bellissimo inizio serata con le canzoni natalizie e il grande saluto al bravissimo Amedeo. Siete sempre al top. Grazie Massimo. Grazie Massimo. Grazie Massimo, grazie. C'è anche, mi sembra, un sindaco del Ciao a Piemonte. tutti, saluti da tutto il fans club. Un bacione da Enrico e a me. Grazie Sonia. Ciao Sonia. Ciao. Ciao Sonia, la social media manager di Enrico Peretti. Ciao Sonia, grazie. Un grande inizio con Enrico e il maestro Amedeo per Lisa dagli occhi blu, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Grazie Silvia, grazie. Grazie Giovanni, grazie. Grazie Silvia. Bene inizio di serata, scende dalle stelle. Buona serata Enrico da Amedeo. Lilli da Rona, grazie Lilli. Ciao Lilli, ciao. Ciao Enrico, ciao Amedeo. Già che siamo in atmosfera natalizia, invio un mini video del mio presepe. Lo dice Roby75, viva Casa Peretti. Bene, grazie Roby75. Noi andremo a vedere il presepe di Roby75. Tante belle lucine, ci sono anche delle oche. Guarda che spettacolo, ha fatto anche bello. Poi io sono un fans del presepe. Mio padre tempi indietro ne faceva uno che era tutta la stanza. Poi non potevamo più far pranzo e cena perché c'era presepe, quindi si mangiava in piedi. Però era bello. Ciao Enrico, grazie per la bellissima atmosfera natalizia. Auguri a Casa Peretti e ai Perettini. Stefania da Rondissone. Grazie, ciao Stefania. Stefania. Grazie mille, grazie Stefi. Grande Peretti, sei il numero 1, ti vogliamo bene. Un abbraccio da Amedeo, Massimo e famiglia di Carmagnola. Grazie, ciao Massimo. grazie Massimo. Ciao ragazzi, ciao. Milena ci scrive: ciao ragazzi, ultimamente mi capita di pensare a Vivere di Vasco Rossi. Chissà se qualcuno me la canta prossimamente. Vivere, è passato tanto tempo, vivere. Ciao Enrico, anch'io sono un fan di Amedeo che seguo sempre con piacere ogni volta che viene in trasmissione. E naturalmente anche tuo. Sempre grandi, Luciano di Brandizzo. Grazie Luciano. Sempre belle parole per noi, il nostro Luciano. Buona serata a tutta Casa Peretti, Silvia da Montalciata. Grazie Silvia. Grazie. Ciao Enrico, grazie per le belle canzoni. Amedeo, sei troppo forte. Un saluto da Fabrizio di qua. Ti ringrazio. Sei forte Amedeo. Sei forte papà, come diceva Bolandi. Amedeo, tu sei il mio guerriero, niente, nessuno ci fermerà. Ne abbiamo superate tante e tante ancora ne supereremo. Tu sei la mia forza e io la tua. E sua moglie, Patti 60. Bellissima. Beh, questa è una dichiarazione d'amore fantastica. Buona serata a tutti voi, bellissime musiche. Maria da Torino, ciao Maria, grazie, ciao. Il 6 gennaio sono i 50 anni che siamo insieme. Wow, 6 gennaio 50 anni. Ciao amici di Casa Peretti, ciao Amedeo Enrico. Io per un amico, se ha bisogno di qualcosa, un consiglio, mi faccio in 4. Tu sei una persona molto speciale. Buona serata a te e a tutto lo staff di Casa Peretti. Enrico da Collegno, ciao Enrico, grazie. Bellissimi tanti cuori, grazie Enrico. Grazie Enrico. Ciao Enrico, ciao Amedeo. In questa serata fredda e piovosa Casa Peretti porta allegria e scalda anche il cuore. Andrea, questo è vero, lo dicono in tanti, Andrea. quindi grazie Andrea. Ciao Enrico, ciao Amedeo, un saluto da Simone di Borgosese. Me la fate Fata Morgana dell'Itfiba, grazie. È già stata richiesta ieri, dobbiamo impararla bene. Prossimo anno arriverà. Enrico, bravo con le canzoni di Natale che noi cantavamo quando eravamo piccolini, ora non si sentono quasi più. Amedeo, tu sei veramente una cosa grande. Ricordati che ti aspettiamo per la fantastica accoppiata Babà e Bagnacauda, Titti e Giovanni. Ma va. Organizziamo. Tempo che sospendo per la pausa. Bagnacauda ci sta tutta quanta. Sì, ma io voglio vederti immergere il babà nella bagnacauda e mangiarlo. Babà da bagnacauda non vedo bagnacauda non allora, vogliamo farla una fusione Piemonte. Il babà con bagnacauda. Sì, si mangia il babà con la bagnacauda. Che bello questo albero, grazie da Campiglione, bellissimo, su un albero red. Bello. Esatto, wow. Sì, voglio proprio vederti immergere. Sì, Facciamo babà, proprio
Ma scusami. Ma babà non può andare a bagno. Io invece mangi prendo il bagna cauda e dopo ti mangi un babà. No, allora tu immergi il babà nella bagna cauda, io prendo il babà, gli metto sopra un cucchiaino di bagna cauda e questo si chiama fondere le culture. Il tempo è finito. È finito il tempo è finito. peccato. Grazie a Amedeo Grillo, grazie Paolo in regia, grazie a tutti Grazie voi, ci vediamo Enrico. domani. Grazie a tutti. Grazie. E se non ci vediamo, auguri di Natale e di buon anno. Ciao. Da parte mia. A tutti. Ciao.